Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento, il punto. Oggi abbiamo due grossi temi da affrontare all'interno di questa trasmissione. Parleremo nella prima parte di questa questione che riguarda i fondi al Teatro Siciliano, i contributi della Regione che in qualche modo hanno tirato in ballo un deputato regionale che si chiama Carla Uteri, che ha scelto insomma di spiegare e di dire tutte le sue ragioni alla nostra trasmissione Il Punto. Quindi sentiremo ovviamente quello che ha da dire, un caso che ovviamente poi ha scatenato diciamo, la politica con tantissime reazioni, un caso denunciato da un deputato dell'opposizione alla maggioranza del governo Schifani, il deputato Ismaele Lavardera, caso che poi è diventato come dire, anche popolare attraverso la trasmissione di La 7 Piazza Pulita, e allora racconteremo tutta questa questione. Poi parleremo della questione che riguardano il dissesto idrogeologico. Ci siamo fatti una domanda preparando questa trasmissione: può accadere a Catania, in Sicilia, a Palermo, a Messina, ad Agrigento quello che è successo a Valencia? La risposta è sì, e ve lo spiegheremo oggi con degli esperti che hanno contezza ovviamente della materia, ma anche ovviamente con la politica. Prima di iniziare la nostra trasmissione però l'anteprima come sempre la dedico al nostro Totò Calì, come sempre caustico con le sue vignette. Ciao Totò. Eccomi qui, buongiorno. Come stai? Oggi mi pare che sì. Oggi elegantissimo, complimenti. Hai visto che bel quadro, hai fatto tu ieri. Allora Totò, oggi insomma c'è tanta ciccia, quindi andiamo veloci perché la trasmissione oggi insomma è piena di roba. Si Prima parla vignetta. di fango. Ascolta, oggi si parla di fango, sia quello che viene dalla natura che quello che viene dalla cultura. Quindi parliamo attenzione, intanto di questo qua. Questo è Re Felipe, che gli hanno tirato. Re Felipe, allora mettiamolo anche, lo dico alla regia, grande qui in studio, così lo vediamo anche noi. La spagnoletta, ecco, Re Felipe, insomma, che in qualche modo... Il re nudo. Il re nudo, nel fango. Diciamo che lui l'hanno risparmiato in qualche modo, ce l'avevano col governo, con Sanchez, con questa autonomia della comunità valenziana. Prossima vignetta. Prossima vignetta invece, appunto, quello che dicevi tu prima, può capitare qua in Sicilia. Ho fatto un Luca Ciliberti che dice: Luca Ciliberti, mi dica in siciliano, la gente ha paura di un'alluvione come a Valencia. E la risposta? La gente si spagna. Questo è pecoraro, insomma, il ciuffo è verosimile, anche il vestito. Visto, oggi ho messo il vestito dello stesso colore della tua vignetta, l'ho fatto oggi sembri il controllore della metropolitana. Allora, andiamo avanti, grazie, sempre gentilissimo. Adesso, cambiamo fango. Andiamo. Che succede? Prossima vignetta. Cambiamo fango. Fondi pubblici per spettacoli in Sicilia avete messo questo? Va bene. Alla regione finanziati spettacoli fantasma. E alla fine è andato in scena il solito teatrino. Questo è il ragionamento così terra no? della gente della strada. Poi andiamo. Del popolo. Tu rappresenti il popolo. Sempre sullo stesso tema, non più l'opera dei pupi in quanto spettacolo finanziato, ma l'opera dei pupari in quanto finanziatori di spettacoli che non esistono. E questo è uno dei temi che cercheremo di sviluppare oggi, lo dico per i nostri telespettatori, cercheremo di capire, ma è vera questa lettura che tu hai dato, come dici tu, nella versione del popolo? Adesso cercheremo di capire se appoggia diciamo, anche diciamo, da fatti pratici. Prossima vignetta. E poi ci sono le elezioni americane. Certo, le elezioni, giusto. Le elezioni americane. Poi abbiamo Capitan America, è ritornato Trump, però in questo caso è alimentato da una batteria guarda caso Elon Musk. Guarda caso dalla batteria della Tesla di Elon Musk. Insomma, mi pare giusto. Sempre Elon Musk deve fare qualcosa in questo governo di Trump. Elon, che incarico avrai nel governo Trump? Riparare tutte le sedie elettriche. Perché questo è un governo, si è detto, no? Come tutti i governi, insomma, in qualche modo di Trump, un governo diciamo, com'è? Come lo definisci tu? Giustizialista? Vedremo.
Dipende. Già c'è stato Trump, quindi. Già c'è stato, insomma. Totò, abbiamo Però ancora un altro. l'Italia come si schiera rispetto a questa cosa? Quale piega prenderà il governo Meloni con Trump? Eccolo qua, lo vediamo subito. Questa che è la Quale piega Meloni, no? prenderà? Che si è fatta la pettinatura Sì. alla Trump. Tu non Questa li vedi, piega ma ridono prenderà. tutti. Si è fatta come prenderà con e voilà. questo- E voilà, con questo- Giorgia Meloni col ciuffo alla Trump. E con questo E con abbiamo questo è chiuso. A voi la concluso. linea studio. Grazie Totò, anche lascio buona questa trasmissione. settimana, grazie anche per queste bellissime vignette questa settimana. Sei una parte, ormai una colonna di questa trasmissione. Grazie. Quindi buon fine settimana anche a te, complimenti per l'abbigliamento voi oggi e buona elegantissimo. continuazione. Elegantissimo. Grazie. Allora, finisce l'anteprima, la sigla e poi cominciamo la nostra trasmissione. Cominceremo con Carla Auteri che è qui in studio con noi, che si sottoporrà al fuoco incrociato delle domande dei giornalisti su questa questione, come abbiamo visto anche dalle vignette di Totò Calì, degli spettacoli in Sicilia. Dopo la sigla. Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, abbiamo detto in anteprima, l'abbiamo annunciato anche attraverso i nostri social, i nostri telegiornali, insomma tutti i nostri canali. Oggi è con noi Carla Auteri, che saluto, deputato regionale di Fratelli d'Italia fino a stamattina, poi stamattina insomma si è autosospeso dal gruppo del quale era vicepresidente. Benvenuto Carla Auteri, benvenuto tra noi. Saluto anche i giornalisti, con me in studio Antonio Condorelli, che è ormai anche lui parte integrante della trasmissione. Saluto anche i colleghi Mario Barresi, inviato dalla Sicilia. Ciao Mario. Buon pomeriggio, bentrovati. Eccolo qua. E Accursio Sabella, collega di Repubblica. Ciao Accursio. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, che è successo? Lo raccontiamo velocemente per i nostri telespettatori con un'interrogazione dettagliata. Il deputato Lavardera ha accusato il deputato Auteri di come dire, aver finanziato un'associazione teatrale con sede a Casella Mamma. Da lì insomma si è scatenata la polemica politica, che poi è sfociata in una lite tra anche diciamo a parole abbastanza forti, accese, tra i due deputati regionali. Questa lite è finita in televisione, sulla televisione nazionale, Piazza Pulita, e da lì insomma è successo di tutto fino ad oggi. L'epilogo è quello di stamattina: il deputato è stato costretto ad autosospendersi diciamo per etica, adesso glielo chiederemo, per etica, per scelta personale, perché è stato insomma in qualche modo qualcuno gli ha suggerito di autosospendersi, questo ce lo dirà lui, che ovviamente è qui con noi, che è pronto diciamo a rispondere a tutte le domande. Allora parto io dalla domanda. Intanto l'autosospensione, partiamo dalla notizia di oggi. Auteri. L'autosospensione è per mettere le condizioni di non intaccare il partito, i lavori parlamentari, e per mettere tutte le condizioni per spiegare tutta questa vicenda assurda che mi ha coinvolto e che mi ha messo in una gogna mediatica. L'ho fatto con un grande senso di responsabilità, l'ho fatto con un grande senso di rispetto che ho nei confronti del mio partito, del mio capogruppo l'onorevole Assenza, e per cercare di mettere fuori il partito da vicende che in questo caso qualcuno ha cercato di mettere anche i miei familiari nel mezzo. Quindi questa è stata una scelta secondo me di grande responsabilità, perché lo sentivo di fare, e stamattina in primissima mattinata ho dato comunicazione. Lei, diciamo, nelle prime dichiarazioni non ha mai fatto mistero diciamo, di aver subito questo, come l'ha detto lei. Questo è un attacco politico. Un attacco politico a chi? Al deputato o al partito che rappresenta? Ma questo è un attacco politico al deputato, è un attacco politico al partito, è un attacco politico perché si vuole andare oltre, si vuole far apparire quello che poi sui fatti e con le carte in mano non è, e questo è per cercare di far scardinare un meccanismo per mettere in difficoltà non solo la mia attività politica che svolgo da 1 anno e mezzo, ma anche mettere e screditare i vari rapporti di amicizie che io ho all'interno del partito. C'è tutta una messa in marcia per creare difficoltà, per mettere in imbarazzo, e la trasmissione è andata in onda giovedì lo attesta tutto, perché la cosa che mi stranizza, io innanzitutto chiedo scusa per le parole che ho rivolto al collega Lavardera,
ma non è un'azione di giustificazione, ma lo voglio dire perché è giusto raccontare sempre la verità e in questo caso va detta in maniera molto chiara. Io sono inseguito dal collega Lavardera da più di una settimana, con i vari spostamenti all'interno del Parlamento, nei vari assessorati, chiedeva informazioni dove io dormissi, chiedeva informazioni dove io mi spostavo nei vari assessorati, e sono stato inseguito per una settimana fino a quando l'epilogo totale è stato quello che mentre mi spostavo per andare ai servizi mi ha offeso mia madre. Eravamo dentro l'Ars, sono uscito la prima volta, ho offeso mia madre e ho fatto finta di niente, sono ritornato, lui ha fatto una cosa che secondo me è di una scorrettezza assoluta, oltre che vietato, accendere il registratore, la seconda volta ha nuovamente offeso mia madre, che non voglio manco ripetere quello che ha detto, e da lì purtroppo il limite dell'uomo, e chiedo scusa, ha offeso un mio familiare e ho reagito in maniera scorretta. Auteri, lei l'ha rivista questa? Io l'ho rivista e sono rimasto sconvolto. La possiamo far rivedere, la facciamo rivedere ai nostri telespettatori perché devo dire fa un effetto abbastanza forte. La facciamo rivedere. Non dire capitare, ti vedo sogno pazzo. Tu a me non mi conosci, poi registro con adesso. Non ti permettere di dire ai colleghi che ha dato soldi alla madre, perché vedo che da fuoco da rindere. Sì. Tu a me non mi conosci, vedi che io sogno fuori di testa, se tu a me mi fai girare la minchia, vedi che io non sogno come all'altro, tutto sa volferra la politica, vedi che io mi scordo che faccio parlamentare e ti picchi e ti metto da sotto. Okay. È chiaro, non ti permettere mai di dire a un collega che io ho dato soldi a mia madre, perché io ti rugno lignato, uno si sì, carinda fuori, poi chiama i carabinieri, chiama a quotidiano. Capite? È chiaro? A me questa cattiveria che tu hai la puoi utilizzare ogni volta, ma non dire mai cose che non esistono. È chiaro, perché vedi che io non sogno normale. È chiaro, perché voi dovete fare le cose se avete i coglioni di farle. Io parlo in mano, ma tu non devi dire minchiate. Vorrei puntualizzare quando io gli dico tu non devi dire stupidaggini, tu non devi dire minchiate, tu non devi dire cose che non esistono, perché qua il tema è uno, qua si vuole far passare un messaggio che è totalmente errato. Il fatto che mia madre sia legale rappresentante di una, che poi lo spiegherò con le carte, di un'associazione che non lo è e che purtroppo si trova quell'associazione in una sede legale dove abita mia madre, perché io 10 anni fa l'ho ceduta ai miei carissimi amici che non ho motivo degno di rinnegare e che operano su Catania in uno dei teatri più importanti del Novecento, che è il Teatro Angelo Musco, e per negligenza e per rapporti la sede legale l'abbiamo lasciata lì, perché poi in trasmissione televisiva è apparso che mia madre era la legale rappresentante di questa associazione, e questo signore Lavardera questo messaggio l'ha messo in atto tutti i giorni, anche poi arrivando in aula, quando ho avuto poi lo scontro col presidente Calvagno, il presidente, che non è vero manco che l'ha buttato fuori dall'aula, è un'altra cosa inventata, ha fatto dei nomi e il presidente l'ha invitato a stare nell'argomento che era quello, l'argomento della seduta. Cioè, io capisco che quelle parole sono gravissime, non ho mai fatto del male a nessuno, non ho mai minacciato nessuno nella mia vita, la mia storia parla chiaro, io mi sono occupato nella mia vita da 25 anni di cultura e tu mi conosci perfettamente e non c'è un operatore culturale in Sicilia che non mi conosce. Allora se tutti gli operatori culturali che hanno avuto rapporti con me e che mi conoscono devo far finta di non conoscere, loro devono far finta di non conoscere me, capisci bene che io per 25 anni ho fatto questo, non è che oggi perché faccio il politico mi dimentico del lavoro che faccio. Allora, restiamo sul tema. Antonio Condorelli, poi Accursio Sabella e Mario Barresi. Lo dico ai colleghi, preamboli, diciamo, premesse brevi, così possiamo fare più domande, andate subito al punto. Senta, lei ha votato questo maxi emendamento che contiene il finanziamento all'associazione Teatrando? Io ero in aula quando tutti i 70 parlamentari in automatico votano il maxi emendamento. Quindi c'è anche la sua firma? Non c'è una firma, è una presa d'atto del Parlamento, una presa d'atto del Parlamento di tutti i parlamentari, tutti i 70 parlamentari. Quindi, perché in quel maxi emendamento vengono inserite tutte le richieste di tutti i partiti, il PD, 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, chiunque sia presente al Parlamento siciliano. Ed è lì che sono spuntati questi 100.000 euro all'associazione Teatrando. Teatrando, perfettamente, che non è un emendamento fatto dal sottoscritto. Questo emendamento nasce perché chiedo ai colleghi catanesi e spiego ai colleghi catanesi che uno dei teatri che ha fatto la storia del teatro del Novecento, perché lì è nato il Teatro Stabile di Catania, era in un momento particolare perché stavano vendendo il teatro per fare un magazzino Conad.
E allora ho fatto una comunicazione ai colleghi, ho detto se c'è la volontà politica, perché quello permette la legge, perché cose che non permettono la legge non mi appartengono e non ne ho mai Infatti fatte. erano fondi destinati al Teatro Musco. Al Teatro Musco. Al Però Teatro lei è Angelo uno dei Musco. protagonisti della rinascita del Teatro Musco e della gestione. Io sono un promotore della salvaguardia di quel teatro. Io non ho ruolo all'interno del Teatro Musco, perché dal primo giorno che il Teatro Musco è stato aperto la direzione artistica è stata affidata a una meravigliosa attrice che si chiama Francesca Ferro, che porta un cognome ben specifico, e ho dato l'input, come faccio da sempre, da 25 anni, alla salvaguardia dei contenitori culturali e del patrimonio culturale. Poi se questo si identifica come azione personale o di proprietà, quello è un messaggio distorto, ma come lo faccio in tutte le strutture in Sicilia. Ma perché lo sento di fare, perché lo voglio fare per sostenere la Diciamo, lui cultura. fa l'impresario, dice io, conoscendo come dire, la situazione, diciamo, mi sono sentito di aiutare questo teatro. Accursi. Aspetta che non ti sentiamo un attimo. Sì, Accursi. di nuovo, eccomi. Ecco qua, ti sentiamo. Ecco. Voce alta perché sennò non sentiamo in studio. Sì, mi sentite? Adesso sì, vai. Perfetto. Avevo una curiosità, anzi due, che volevo rivolgere all'onorevole Auteri, che saluto. Lei ha detto che si è autosospeso. Volevo capire nella sostanza in che cosa consisterà, cioè se lei lascerà il gruppo parlamentare e passerà al misto, e se in queste ore ha sentito, incontrato, si è confrontato con i vertici del partito di Fratelli d'Italia, e se sì, che cosa le hanno detto? Mi sono confrontato con i vertici del partito, certamente per condividere le mie decisioni, e i colleghi a livello nazionale, nel nome per conto dell'onorevole Donzelli che ci rappresenta in Italia, è stato, come dire, concordato che andava fatta chiarezza su questa vicenda, e che, come ci contraddistingue la nostra azione politica, se prima non si fa chiarezza non si mette mai in difficoltà il partito, e quindi ho ritenuto opportuno chiedere a Donzelli di accettare la mia autosospensione, di condividere, perché non era un prendere le distanze o creare caos all'interno del partito, ma invece era un'azione per proteggere il partito. Ovviamente l'onorevole Donzelli condanna assolutamente le mie parole, perché sono parole che mi descrivono come una persona che non sono, e che, come ho detto poc'anzi, il limite dell'uomo, quando uno fa degli errori, se c'è l'onestà intellettuale bisogna ammetterli, preso dalla collera, preso da quello che è stato l'offesa, ho risposto male, e che non vi è dubbio il partito ha condannato assolutamente le mie dichiarazioni, ma questo non vi è dubbio che c'è il massimo rispetto e condivisione nel prima spiegare tutta questa vicenda, e poi magari dopo capire quali sono le condizioni e il mio percorso politico. Veda, io faccio l'imprenditore nella vita, non vivo di politica, non mi sono mai occupato e non ho mai avuto questa velleità di chissà quale ruolo nella vita. Per me è una parentesi di vita. Se questa parentesi di vita si deve definire, deve avere un proseguo di serenità, bene. Se questo non dovesse capitare per tutta una serie di motivazioni, non sarà mio assolutamente motivo o preoccupazione nel fare un passo indietro, ma mettendo al primo posto quello che è la salvaguardia del partito, dei vertici del partito e della buona politica. Mario Barresi. Allora, io rischiando anche un crollo del picco di audience, io volevo riportare il ragionamento su un altro piano, perché le parole di Auteri le abbiamo ascoltate, fanno impressione. Lui ha chiesto scusa, ritengo che non sia un pericoloso killer a piede libero, e quindi la Vardera non è in pericolo di vita. Ma concentrarci troppo sul caso mediatico venuto fuori dalla trasmissione di Piazza Pulita, secondo me rischia di farci vedere le cose da una prospettiva troppo ravvicinata. Il problema non è il caso Auteri,
e mi dispiace che nella scheda iniziale non sia stato citato il fatto che una documentata inchiesta della Sicilia un paio di giorni prima di Piazza Pulita ha descritto un sistema che non è soltanto il sistema Auteri, ma è quindi punto primo, è un sistema che riguarda tutti, che riguarda tanti, che è trasversale e soprattutto appannaggio del centrodestra, ma anche le opposizioni in questo sistema hanno i loro benefici, secondo il quale qualsiasi contributo per eventi, per associazioni, ma perché parliamo di eventi di associazioni, ma perché anche in altri settori è così, viene attribuito soltanto se c'è la manina del deputato di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, del PD, dei 5 Stelle e di De Luca che spinge questo emendamento. Quindi la prima questione è: la politica siciliana è in grado di avere un rigurgito di presa di responsabilità e di rompere con questo sistema e di attribuire i fondi di qualsiasi settore, a partire da quelli del turismo per gli eventi, a chi ne ha davvero il merito? Punto primo. Punto secondo, Auteri è esponente di Fratelli d'Italia, che è stata già coinvolta in più casi, da Cannes con l'intervento di Schifani che ha bloccato l'edizione della manifestazione a Cannes, a Sisili con la stangata della Commissione europea che ha tagliato di fatto 10 milioni e 7 più altri 10 quasi 10 di buco. Punto secondo, il centrodestra, il governo regionale, Schifani hanno una presa di responsabilità su questo, oppure passata Piazza Pulita, passato lo scandalo di Lavardere Auteri, tutto continuerà come prima e ci sarà questo monopolio nella gestione del turismo, così come è in tutte le altre regioni d'Italia come core business politico di Fratelli d'Italia. Io vorrei volare su questi temi. Hai fatto 3 domande, Mario, chiarissimo. Chiarissimo. Hai fatto 3 domande, vediamo di rispondere a tutto. Allora, prima domanda che riguarda, l'ho detto chiaramente, l'ho detto anche lei, Auteri, in un'intervista proprio al quotidiano della Sicilia, ma la politica fa così. Quindi sulla questione dei finanziamenti alle associazioni. Allora, però prima la spiegherei anche come funziona, per farlo capire ai nostri telespettatori. Sono 2 temi che infatti per il filmato è andato sulla 7 va spiegato che quei fondi che hanno fatto vedere alla 7 sono fondi che riguardano i ristori Covid, perché loro fanno vedere un finanziamento dato da BCE SRL, e lo voglio sottolineare, la regione non può sostenere SRL, quindi la BCE SRL non poteva essere sostenuta, ma sono fondi che riguardano il 2020, quindi sono ristori Covid, e quindi è come dire, una comunicazione errata di quello che invece è la verità. Il sunto dell'altra associazione, di questa associazione Progetto Teatrando, dove in programma la 7 fa vedere 330.000 euro, è il frutto della somma dei contributi FURS, il Fondo Unico dello Spettacolo, che l'associazione culturale Progetto Teatrando ha avuto nel 2021, nel 2022 e nel 2023, quando io non avevo nessun ruolo parlamentare. Ma a prescindere dal ruolo parlamentare, mi lego alle parole del dottore Barresi, il Fondo Unico dello Spettacolo è disciplinato da una domanda che tutte le associazioni siciliane fanno all'assessorato al turismo e che si compone su 2 fattori che sono cardine: sono le giornate lavorative che tu sviluppi e la regolarità delle tasse che tu paghi in base alle giornate lavorative che tu sviluppi. C'è un calcolatore elettronico che analizza i numeri che immettono i dirigenti all'interno di un meccanismo che loro mettono in atto, e che quel numero viene fuori dalla percentuale decisa da un'azione dei dirigenti e dei funzionari che decidono quanto assegnare alle associazioni. Quindi non c'è nessun tipo di meccanismo della politica. Noi sulla Sicilia abbiamo parlato di 3 leggi regionali che non riguardano il FURS, e sono l'assestamento di fine novembre 2023, il primo collegato alla finanziaria 2004 e la manovrina di agosto, quindi il FURS non c'entra, e in quel contesto, diciamo, la galassia di associazioni e teatri allegati, che non c'entra col FURS, avevano ricevuto dei contributi, quindi il discorso del FURS siamo d'accordo.
in quell'ambito è il cuore della mia domanda, siccome c'è la mano libera dei deputati, di tutti i deputati, che non lasciano l'impronta, perché come diceva giustamente Auteri, il maxi emendamento viene alla fine proposto da tutti, è votato da tutti, però ci sono le singole manine, non lasciano impronta, ma ci sono le singole manine di ma tutti, le singole ripeto, manine, non soltanto di Auteri. E la domanda è: la politica siciliana ha il coraggio di una presa di responsabilità su questo e di dare i fondi ai meritevoli? Non è sul FURS di Piazza Pulita, è su un altro tema. Ma io guardo, dottore Barresi, sono pienamente d'accordo con lei che la manovra, come la chiama lei, la manovrina, che come la chiama lei, in ogni completamento dell'attività del Parlamento per arrivare poi al voto finale della manovra di ogni anno, io sono ben d'accordo con lei che quei fondi potrebbero andare all'aumento, per esempio, perché stiamo parlando di turismo, al fondo FURS per dare più sostegno ai privati, ai teatri pubblici. Io sono pienamente d'accordo con lei, ma quello che si è fatto, che galassia Auteri, come l'ha chiamata lei nell'articolo, quella galassia Auteri non è una galassia Auteri, perché a prescindere che il maxi emendamento viene votato da tutti i 70 parlamentari, io quelle associazioni che lei ha elencato nell'articolo sono delle associazioni che io non ho mai firmato un emendamento, perché vedete, nel maxi emendamento tu la singola firma non la vedi, ma nel corpo all'interno del maxi, che compone il maxi emendamento, ci sono i singoli emendamenti espressi dai singoli parlamentari, e io non ho mai messo una firma per far sì che tutte quelle associazioni siano state finanziato dal sottoscritto. Ho ribadito e ho chiarito che gli emendamenti firmati dal sottoscritto erano per il teatro di Giarre, per un teatro di Messina, che ritengo meritori. Ma io poi sono d'accordo con quello che dice lei, ma io non ho fatto una cosa che la legge non permette, o io ho avvantaggiato qualche amico facendo una cosa contro legge o facendo un'azione illegale. Ho fatto quello che la disciplina del Parlamento ha fatto da sempre, e avendo io la possibilità di dare sostegno a delle attività, ho dato sostegno a delle attività che ritenevo meritorie, come hanno fatto tutti gli altri parlamentari. Senta, l'emendamento di Teatrando, quello da 100.000 euro, l'ha firmato lei? Assolutamente no. L'ha proposto lei? Io ho proposto alla Deputazione Catanese di sostenere questo teatro, ma non l'ho firmato mai. È un emendamento suo? No, è una mia proposta, ma non proposta. ho mai firmato un emendamento che assegni soldi a Teatrando. Ma voglio sottolineare anche un'altra cosa che è fondamentale, e mi lego sempre al dottore Barresi: gli emendamenti firmati dai singoli parlamentari, anche domani mattina dovessero appartenere a un primo cugino, a una persona vicina di famiglia, sono regolamentati da una legge del Parlamento. Quindi alla base di tutto questo ragionamento, di tutto questo polverone, c'è sempre un criterio legale che si è sempre mantenuto. Poi è una scelta della politica dire stop con questi fondi singoli, cerchiamo di mettere nei vari capitoli, nei vari assessorati. Sono pienamente d'accordo con il Tagliamo dottor una testa al Barresi. toro. Sì. È vero che c'è una spartizione tra maggioranza e opposizione dei fondi in corrispondenza della finanziaria, e su questo siete d'accordo, si va d'accordo e poi vengono deliberate queste somme che spesso finiscono a sagre, Antonio, presepi. l'ultima era 700.000 per ogni deputato di maggioranza e lo sappiamo bene, di opposizione. però vorrei proprio sentirlo da uno dei protagonisti. Perfetto. Io guardi, questa scelta dal primo giorno, ma non lo dico ora perché devo prendere le distanze. No, io dal primo giorno che mi sono insediato non ho mai condiviso il fatto di fare delle azioni singole. Questo non è una spartizione, perché altrimenti passa un messaggio distorto ai siciliani. È un accordo politico che nella totalità di un'azione economica si fa un accordo politico fra opposizione e maggioranza, quello che è accaduto, perché poi quando leggo sui giornali il PD che prende le distanze dei vari emendamenti fatti dai parlamentari, mi dovrebbero spiegare dove sono i soldi che sono stati destinati al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle. Guardi, siccome io anche a Cateno De Luca? A tutti. Anche a Ismaele Laverdera, anche a Ismaele Laverdera, che l'anno scorso con dei post meravigliosi ha pubblicizzato che ha dato dei fondi, se non ricordo male, a una cooperativa per acquistare un pullman. Il fatto della cooperativa non è una cosa che tu decidi in maniera autonoma e magari non dai la possibilità ad altre cooperative di partecipare a un bando per l'acquisto di un pullman, non è uguale il criterio.
Cioè, la cosa che mi impatta è che ora tutto il male di tutto quello che è accaduto, la colpa è di Auteri e della galassia Auteri, e poi tutti sono santi e tutti sono perfetti. Possiamo dire che in un Antonio, momento facciamo di... parlare anche gli altri però. Aspetta, in un momento di crisi come questo è veramente disarmante questo inciucio tra maggioranza e opposizione questa è una questione che di prevede etica, la è chiaro, spartizione proprio di questi fondi. Non è che ti potrei dire, ti posso dire che nell'ultima manovra appunto questo tipo di ragionamento è stato evitato e i fondi sono andati, 500 milioni di euro sono andati appunto per andare a sostenere tutti i vari disagi, i vari problemi che abbiamo in Auteri, questo scusi, Sicilia. mi ha mandato un messaggio a Sabella che mi ha chiesto, dice una risposta alla domanda di prima, lascia Fratelli d'Italia. Mi sono autosospeso di Fratelli d'Italia. Significa lascia Fratelli d'Italia? Non lascio Fratelli d'Italia, lascio temporaneamente solo il gruppo, il gruppo di Fratelli d'Italia, lascio perché ritengo non che va al misto, questo, non vado al misto attualmente, poi il mio capogruppo deciderà, ma lo faccio perché non voglio coinvolgere nessuno e perché mi pare che la descrizione anche fatta da qualche giornalista più corretto e onesto, e io ho ringraziato anche telefonicamente il dottore Barresi per aver fatto una descrizione corretta e analitica di quello che ci siamo detti al telefono, che capita forse poche volte. Non voglio mettere in difficoltà nessuno, anche perché mi pare che il messaggio sia chiaro di quello che è avvenuto, di quello che è accaduto, e che l'unica azione che mi ha tratto in inganno è stata quella mia esternazione che non doveva assolutamente esserci. Accursio. Non ha risposto nemmeno Luca sul monopolio di Fratelli d'Italia rispetto al turismo dopo Cannes e Sicily. Ma guardi, c'è un'assunzione di responsabilità. Ma guardi, dottore Barresi, questo monopolio del turismo, posso garantire che questo monopolio non c'è, perché da quando è avvenuta purtroppo quel terremoto Sicily, le varie, invece siamo di fronte a un altro meccanismo, dottore Barresi. Il turismo in questo momento a me mi dà l'impressione di essere commissariato dal Presidente della Regione. E la notizia non è che ci sia un'azione partitica di Fratelli d'Italia, un monopolio di Fratelli d'Italia. Noi invece registriamo un altro tipo di ragionamento, che noi in questo momento storico siamo commissariati dal Presidente, appunto da quella vicenda assurda come il Sicily, che mette nelle condizioni di non gestire l'assessorato al turismo. Le potrei fare 1000 esempi, le potrei dire tantissimi episodi che accadono dove il Presidente della Regione sistematicamente entra a gamba tesa all'assessorato al turismo e decide alcune volte senza manco comunicarlo all'assessore, e di questo qualcuno poi dovrebbe rispondere. Quindi questo grande monopolio le posso garantire che non c'è. In effetti negli ultimi mesi ci sono stati degli investimenti soprattutto nel settore della promozione e della comunicazione decise dalla Presidenza. Alcune società del palermitane che non sono assimilabili a Fratelli d'Italia, ma piuttosto a Palazzo Dornan. Quindi su questo probabilmente Auteri ha ragione. Accursio Sabella. Scusate se insisto, ma io non ho capito bene l'autosospensione in cosa consiste. Cioè, lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia significherebbe transitare al misto, se non in un altro partito, ma mi sembra di poterlo escludere. Quindi volevo capire se la strada era questa. Intanto con una informazione nel misto troverebbe Ismaele Laverdera. La cosa assurda è questa. La cosa assurda è che io domani mattina, se esco anche dal gruppo parlamentare, mi trovo io, Ismaele Laverdera e Miccichè. Cioè, abbiamo fatto una cosa bellissima, cioè mi trovo io a condividere l'azione politica assieme a Ismaele Laverdera. Se siamo alle comiche, un nuovo scenario. Quello è un altro scoop, per esempio. Misto è sicuro. Poi mi verrebbe, ho seguito con molta attenzione l'intervento di Mario, che ovviamente condivido in pieno. Mi ha quasi fatto mi ha suggerito quasi una provocazione. Viene quasi voglia di resuscitare la tabella H. Che io ricordo quando qualche anno fa ne scrivevamo prima della presunta abrogazione, quantomeno sapevamo o niente quale
sponsor politico avesse, e in qualche modo tutto era condiviso all'interno del Parlamento. Adesso è tutto più opaco, meno trasparente, il fatto stesso di ricorrere a un maxi emendamento sembra quasi, come dire, un tentativo di nascondere la mano, come diceva giustamente Mario. E torno anche su un'altra questione, che è quella che ha sollevato, e io torno a chiedere all'onorevole Auteri che cosa ne pensa, cioè la questione del sistema turismo di Fratelli d'Italia, che non è solo turismo ma è anche beni culturali, e soprattutto il tema della politica sul turismo, sugli spettacoli e sui beni culturali. Noi qui a Palermo stiamo raccontando da settimane un vero e proprio braccio di ferro per teatri importantissimi come il Teatro Massimo e il Teatro Biondo. Ecco, non sarebbe il caso e il momento che la politica, soprattutto su alcuni aspetti, su alcuni settori, facesse un passo indietro e lasciasse al merito lo spazio? Diceva l'onorevole Auteri, e chiudo, io ho soltanto proposto l'associazione dei miei amici, ma non ho firmato l'emendamento. Ecco, è chiaramente un fatto inopportuno. Lo stesso Auteri credo che l'abbia ammesso qualche giorno fa, cioè sull'opportunità si può discutere. Ma l'opportunità si potrebbe, perdoni, però l'opportunità in questo caso parlavamo di uno dei teatri più importanti, dove è nato il Teatro Stabile di Catania, quindi non è che io abbia fatto tutta questa grande cortesia. Non aveva bisogno del suo intervento, onorevole, proprio per quello non dovrebbe avere bisogno dell'intervento del deputato. La storia dovrebbe bastare, quindi probabilmente sarebbe il caso che si facesse un passo indietro collettivo e si lasciasse al merito alla storia questa è una questione etica, diciamo, Curzio. Io volevo un attimo, Auteri, però che rispondessi anche su questa questione, cioè quanti soldi ha preso questa associazione Progetto Teatrando? Oggi, anzi ieri, un'agenzia battuta dall'Ansa diceva circa poco più di 418 milioni di mila euro in 12 contributi, il più alto a settembre 2020, il più basso a settembre 2023 con quasi 5.000 euro, e il più alto 100.000 euro quest'anno. E allora i contributi, assunto di quei contributi sono qua, io gliel'ho portato, gliel'ho fatto vedere prima, e sono i contributi 21, 22 e 23 che sono pubblici a tutti, e l'ammontare di questi contributi sono 274.285,89. In quanti anni? In 21, 22 e 23, più ci sarà come la legge regionale Teatrando che uscirà, o l'altra associazione? Teatrando, che la legge che pubblicheranno, le domande si fanno a settembre, saranno pubblicate penso i contributi del 2024 entro il 31 dicembre del 2024, e in più i 100.000 euro che sono andati a sostegno del Teatro Musco. E volevo chiudere dicendo che la vicenda dei teatri stabili, che io posso condividere, ma una domanda che pongo io, che nessuno mai ha dato una risposta: ma come si spiega che nei teatri stabili sia a Catania che a Palermo per anni c'è stato uno sperpero di denaro pubblico, e che i vari direttori che hanno sperperato e hanno azzerato i capitoli dei teatri stabili, come si spiega che all'improvviso questi direttori dall'indomani sono diventati direttori di altri teatri stabili, a sua volta nuovamente indebitati? E voglio dire, e ovviamente non posso dire la fonte, le posso garantire che la pressione o le segnalazioni per poter nominare qualche direttore artistico nei teatri palermitani o in altri teatri, paradossalmente forse lei non ci crederà, ma non arriva sicuramente da parte di Fratelli d'Italia, ma paradossalmente arriva da un altro mondo della politica, e mi pare che la conferma di Betta attesti questo. Si riferisce alle 50 consulenze che ci sono, 1,5 milioni di euro al Teatro Massimo di Palermo? No, non mi riferisco alla scelta della riconferma di Betta, che sicuramente non è espressione di una vicinanza politica al nostro partito, e purtroppo si registrano delle pseudo operazioni o telefonate che arrivano dall'alto che
non fanno parte del nostro mondo politico e della nostra azione politica che portiamo avanti. È paradossale. Da dove arrivano queste telefonate? Non lo posso dire, ma sicuramente non di Fratelli d'Italia. E la ripeto e lo sottolineo, la conferma di Betta è la conferma che forse nel mondo della cultura Fratelli d'Italia tocca poco la palla. Il Teatro Massimo vale circa 1 milione di euro di consulenze, 1,5 milioni forse. Mi sembra che ci siano sul sito circa 50 consulenti, quindi la partita è importante. Non l'ha giocata fino a questo momento Fratelli d'Italia, l'ha giocata la sinistra, il centrosinistra, però è una partita importante che riguarda anche il centrodestra. Però una cosa io volevo dirle, perché io personalmente da giornalista ho subito e subisco numerosi processi e denunce. So che lei ha rinunciato alla prescrizione nel processo qualunquemente. Sì. Ecco, questa è una cosa innanzitutto da dire e che io apprezzo perché non è semplice fare questa scelta. Però le accuse per le quali lei è stato condannato in primo grado erano delle accuse molto gravi. Io sono stato assolto in primo grado per alcuni capitoli, però e per l'altro spieghiamolo, se è stato condannato per una questione di assunzioni in cambio di voti e per pressioni, di questo si trattava, minacce a queste persone che se non avessero votato per chi sostenevate voi, che non avrebbero perso queste minacce erano... avrebbero perso il posto di lavoro e lei avrebbe fatto una telefonata che è stata registrata, tant'è che viene definito l'autore materiale. Perfetto, io ho chiamato, quell'episodio è molto chiaro, io chiamo una persona, un amico mio... Suo cugino? Mazzone. Mazzone, che non è mio cugino, è un amico, dove gli dico di chiedere se c'è la possibilità di venire, di ritornare. La cosa assurda di questa azione è che dove io chiedo, non posso chiedere l'appoggio a Mazzone, perché Mazzone non è stato mai residente in quel comune dove si votava. Quindi questa registrazione che fanno loro non è una registrazione che mi appartiene, è l'azione di un frutto e poi l'abbiamo smantellato. Lui doveva andare a prendere dei lavoratori che si trovavano a Gela. Ma io non gliel'avevo chiesto questo, ma io non l'ho mai chiesto. Questa è stata un'iniziativa fatta dal Mazzone o da chi poi ha registrato la telefonata, ma io quando parlo col Mazzone, perché io vengo condannato? Perché è come se io al Mazzone chiedessi di andare a votare in quel comune dove il Mazzone non è stato mai residente dalla nascita. Per questo ho rinunciato alla prescrizione e voglio la soluzione assoluta. Noi non siamo giudici. Lei però nega di aver fatto delle minacce, cioè sostanzialmente assolutamente questo. Tra l'altro è una storia anche questa, diciamo, perché c'è già uscita. No, siccome poi si è ripresa questa storia che è una storia di 10 anni fa, di 12 anni fa, e che ho rinunciato alla prescrizione. Mi sembra, no, a Curzio Guardo Te, che è stata riportata anche e ha fatto bene il collega, perché il comunque è un fatto di cui discutere. Diciamo che per inquadrare. Ci sono altre domande o Auteri vuole aggiungere qualcosa insomma su questa vicenda? Io devo dire che avevamo invitato anche l'onorevole Lavardera a questa trasmissione, ovviamente l'onorevole Lavardera starà seguendo, ha preferito diciamo, ascoltarselo da fuori le parole dell'onorevole Auteri, quindi sta seguendo. Quando vorrà intervenire, se vorrà intervenire, può farlo anche attraverso queste telecamere e non solo quelle Lavardera di Piazza Pulita, quindi glielo diciamo, quindi va bene così. Mario, a Curzio, ci sono altre domande o possiamo liberare? No, soltanto una considerazione, Luca. Noi siamo adesso alla vigilia della sessione di bilancio, perché fra un po' l'AS discuterà della legge di bilancio 2025. Sarebbe bello che magari in una delle conferenze dei capigruppo tutti assieme facessero un passo indietro rispetto agli emendamenti ad personam o ad associationem e confermassero i fondi a quei dipartimenti, turismo, beni culturali, agricoltura, attività produttive, ma magari proponendo dei bandi con criteri oggettivi e meritocratici. Mi piacerebbe che ci fosse questo colpo d'ala della politica siciliana. Poco prima di Natale capiremo come è andata a finire. Allora, vediamo se riusciamo, perché in questo momento sta chiamando l'onorevole Ismaele Lavardera, vediamo se riusciamo a metterlo in comunicazione. Allora, vediamo se riusciamo a metterlo, chiama ovviamente al telefonino, vediamo se... Io questa possibilità non l'ho avuta perché volevo intervenire su Piazza Pulita, peccato che l'avevano registrata nel pomeriggio e quindi allora, vediamo se riusciamo... ho avuto questa fortuna. Eccolo qua, vediamo. Allora, lo mettiamo in viva voce, onorevole Lavardera, vediamo, la metto vicino al microfono perché insomma siamo nelle condizioni. Mi sente, onorevole Lavardera? Io vi sento.
ho voluto diciamo mantenere il silenzio in questa situazione, ho voluto ascoltare le parole di Oteri. Sono scioccato di come un soggetto, come se nulla fosse, sminuisse quelle minacce e dice io avrei parlato male della madre. Allora io sfido Oteri a dimostrare quando io ho minacciato o avrei detto parole alla madre, perché mentre io posso dimostrare che lui mi ha minacciato, lui non può dimostrare il contrario. Lui sta distogliendo l'attenzione a delle minacce gravissime e dovrebbe non autosospendersi, dimettersi dal Parlamento. In una terra normale, un soggetto che parla così dovrebbe lasciare il Parlamento più antico del mondo e ha vilipeso l'immagine di un intero Parlamento. Seconda cosa, e concludo, io non ho finanziato mai nessuna cooperativa. Le associazioni no profit che io ho finanziato, una che rivendico in modo assoluto, sono associazioni che hanno comprato mezzi per i disabili che non li avevano, un'associazione che ha comprato un pulmino per lottare il crack, e io dico di più, se queste cose sono cose riprovevoli io le rivendico. Non ho mai finanziato un'associazione che a casa di mia madre, come ha fatto l'onorevole Oteri, che dirò di più, l'ha fondata lui l'associazione Teatrando, nell'atto costitutivo ha fondato lui l'associazione, ma una persona che ha, come dire, un minimo di buon senso, di dignità politica davanti a questi fatti dovrebbe ritirarsi a vita privata e non fare il deputato, perché la pagliacciata che ho ascoltato è che addirittura si autosospende da Fratelli d'Italia ma non lascia il gruppo del partito. Stiamo alle comiche. Allora, onorevole Lavardera, è sfortunato l'onorevole Lavardera, buoni tutti, perché sennò non capiamo niente. È sfortunato perché purtroppo oggi è testimone, quindi è sfortunato, è andata male. Purtroppo alla tua registrazione ti va male perché, come tu ben sai, c'è un mio collega parlamentare che è testimone e che un altro collega parlamentare che non qui sicuramente in trasmissione ma nelle sedi opportune poi testimonieranno cosa dicevi su mia madre e come tu invitavi a sapere dove io andavo a dormire la sera. Ma non ti preoccupare Lavardera, perché qua non è materia di televisiva né su Facebook, questa è materia che poi la discutiamo nelle sedi opportune, non preoccuparti. E ti chiedo scusa per le parole, perché stai sereno che non sono un violento e non ti toccherò mai con un dito. Ti chiedo scusa se ti ha turbato questa cosa o tu possa avere paura nel venire al Parlamento. Stai sereno perché non c'è questo pericolo. Ascolta Ismaele, stai tranquillo. Allora, onorevole Lavardera, un attimo. Stai sereno. Onorevole Lavardera, la blocco un attimo perché abbiamo... Ti offro il caffè martedì quando ci vediamo, così... ti dimostro che non c'è. Io le rinnovo l'invito alla prossima settimana qui, se vuole venire a spiegare anche le sue ragioni, così abbiamo sentito e sentire. Non c'è nessuna ragione, qua c'è una persona che minaccia, vi dobbiamo spiegare. Un soggetto che minaccia non dovrebbe manco chiamarsi onorevole e ritirarsi a vita privata, i siciliani lo sanno. Buona giornata. Grazie anche all'onorevole a vita privata Lavardera. Allora, grazie onorevole Uteri per voi. essere stato con noi, grazie a Mario Barresi, inviato del quotidiano La Sicilia, grazie anche ad Curzio Sabella, il collega del quotidiano La Repubblica. Noi ci fermiamo, piccola pausa e poi torneremo con un altro argomento che è il dissesto idrogeologico della Sicilia. La domanda che ci siamo fatti, cambiamo proprio totalmente argomento: può succedere in Sicilia quello che è successo a Valencia? La domanda è sì, e adesso vi facciamo vedere con delle testimonianze da Valencia e di siciliani, subito dopo la pubblicità, che il clima si respira. Rientriamo in diretta. Eccolo qua, stava partendo il servizio, l'abbiamo sospeso. Servizio da Valencia. Queste sono strade. È diciamo un girone infernale dantesco. Lui è Bruno Pomara, è di Palermo e da 15 anni insegna storia moderna all'Università di Valencia. Abita in periferia e la sua casa non è stata colpita dalla furia del fiume detriti che ha avvolto il centro. Una catastrofe che ha sorpreso gli abitanti perché qui a Valencia lo scorso 29 ottobre nemmeno una goccia d'acqua è caduta dal cielo. È un poco surreale perché c'era un vento strano, una luce strana e
però non pioveva né a Valencia né nei paesi maggiormente colpiti dalla cosiddetta Dana, che qui a Valencia chiamano anche gota fria, cioè goccia fredda letteralmente. Perché questo disastro ha colpito proprio Valencia? La relazione di Valencia con l'acqua è molto antica, perché Valencia è bagnata da un fiume che si chiama Rio Turia, che l'attraversa, anzi che l'attraversava fino al 1957, quando c'è stata un'inondazione della città di Valencia che ha causato molte decine di morti. Qualche anno dopo il corso del fiume è stato deviato verso sud, il vecchio letto è stato trasformato in parco, poi l'espansione della città, la nascita di canali attorno ai quali sono nati interi quartieri. Proprio questi canali non hanno retto e hanno causato l'esondazione. Si sarebbe potuto evitare, visto la precedente esperienza. Pomara, insieme a tanti altri volontari che lui stesso ha coordinato tramite chat con connazionali italiani, si è precipitato a soccorrere i concittadini. E dunque si cammina ancora oggi nel fango, sembra quasi impossibile liberare le strade del fango, sarà un processo molto lungo. Una complicazione dell'emergenza sanitaria, perché insomma questo fango è altamente contaminato, come potete immaginare, c'è di tutto, ci sono i resti delle auto, vale a dire resti liquidi delle auto, quindi oli, benzina, ci sono urine e feci, ci sono corpi in decomposizione, non solamente quelli umani ma soprattutto quegli animali che non sono stati ancora portati via. Stiamo parlando di circa 70 centri colpiti, 6, 7 in modo molto duro. E dunque il lavoro di ripristino di tutti questi locali, abitazioni devastati, così come le strade, non può durare giorni o settimane, ma durerà mesi o anni addirittura. Il nostro terreno si chiama. Eccomi qua, rientriamo dopo questo servizio, dopo questa bella testimonianza da Valencia, raccolta da Simone Mazzone, montata da Ottavio Longo. Saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, l'ingegnere Tuccio D'Urso. Buon pomeriggio ingegnere D'Urso, grande carriera, diciamo, da dirigente regionale, è già stato dirigente generale anche del Comune di Catania in altre epoche, nell'epoca Scapagnini, no? Direttore regionale fino a 4 anni fa. Direttore regionale fino a 4 anni fa, quindi conosce benissimo la materia, perché si occupa di energia. Ci ha raggiunto Fabio Mancuso, coordinatore del Movimento per le Autonomie. Grazie. E saluto, perché per la prima volta si collega con noi, l'onorevole Dario Safina, che è deputato del Partito Democratico da Trapani. Allora Safina, intanto mi scuso con lei perché le avevamo dato un orario, diceva questi sono ritardatari, insomma, come ha visto il tema prende. Quindi io guardi, la rinvito già per le prossime trasmissioni. Quindi insomma l'invito è aperto. Allora, Tuccio D'Urso ha visto Valencia, no? Può succedere, la domanda che ci siamo fatti, può succedere in Sicilia, a Catania, a Palermo, a Messina, ad Agrigento, a Siracusa, dovunque, quello che è successo a Valencia? Io lascio l'uccellaccio del malaugurio a chi lo ha già detto, che sono fino a stamattina, io l'ho sentito in radio, i responsabili della meteorologia nella regione siciliana, i quali lo ha scritto pure il giornale La Sicilia, l'ho sentito in radio stamattina in un'intervista alla GR3, i quali affermano che fenomeni come quello sono assolutamente possibili anche in Sicilia. E vi devo aggiungere, ci sono già stati, perché Giampilieri è stato che ha fatto 37 morti ed è stato l'esordio purtroppo della presidenza Lombardo, proprio è stato dei primi mesi della presidenza Lombardo. Quell'episodio è del tutto simile a quello che è accaduto a Valencia. Se Dio deliberi
quell'episodio si fosse verificato un poco più a nord, cioè su Messina, a quei morti avremmo dovuto aggiungere qualche cifra davanti. Allora, lo ricorda bene l'evento di Giampilieri, anche Fabio Mancuso, no? Insomma, di quegli anni, però io a Mancuso e a Safina devo chiedere, essendo politici, a lei la estrapolo da fuori da questa situazione, che ne pensa della situazione che è successa con Auteri? Insomma, ha sentito, eravate fuori dallo studio. Ne penso che certamente i toni utilizzati da Auteri, dove lui insomma, si è scusato, sono di un soggetto sotto il profilo politico che viene colpito negli affetti familiari, c'ha una reazione assolutamente scomposta e inaccettabile. Sul merito avrei molto da dire, non basterebbe... Allora, ci torniamo la prossima settimana. Certamente, perché io desidererei, proprio dall'inchiesta anche giornalistica che ci sono e dalla curiosità giornalistica, quei fondi come sono stati spesi, se sono stati spesi per i teatri, e dove Auteri ha fatto un passaggio molto importante che io ricordo bene. Io sono stato massacrato dai giornali nazionali nella qualità di presidente della 4ª commissione legislativa regionale, quando mi sono permesso di dire sul Teatro Stabile di Catania come venivano spesi i fondi. Ho fatto un'interrogazione parlamentare di 3 pagine che poi è sfociata in un intervento con un'ispezione che non è finita, o meglio, non è stata depositata perché la legislatura è finita per i fatti che conosciamo allora delle dimissioni del Presidente Lombardo, e quella relazione che non è stata depositata sarebbe una cosa molto utile su questa storia leggerla, perché parte da lì, dall'utilizzo dei fondi che vengono trasferiti a tutti i teatri. Nel caso del Teatro Musco, dell'ABC, di tutti i teatri della Sicilia, hanno bisogno di fondi, hanno bisogno di attività, hanno bisogno di far vivere quella cultura dal più piccolo al più grande teatro. E allora su questo possiamo discutere. Poi sulle situazioni personali o sui fatti di rilevanza penale ognuno ne risponde personalmente. Safina, faccio la stessa domanda a lei, che ne pensa? Ha sentito, no? Sì, ho sentito, ero appena arrivato in studio nell'ultima parte, ero diciamo fuori onda, ho sentito anche le ultime frasi del collega Auteri. Devo dire la verità che non condivido quanto ha testé affermato l'onorevole Mancuso. Perché il collega Lavardera ha rassegnato dei fatti, non mi pare abbia offeso, a meno che non sia offesa a rassegnare quella che è una verità storica a questo punto. La reazione del collega Auteri è assolutamente scomposta, farebbe bene Fratelli d'Italia a chiedergli almeno il passo indietro da vicepresidente del gruppo. Quello sarebbe il minimo che un partito di governo, un partito che vuole rappresentare le istituzioni, dovrebbe fare. Noi come gruppo del Partito Democratico abbiamo già chiesto al Presidente dell'Assemblea, per tornare al tema generale, di fissare una seduta d'aula per discutere e disquisire compiutamente di quella che è la gestione della cultura e del turismo, aggiungo io, perché diciamo Fratelli d'Italia mi pare che stia mettendo in campo un sistema, Sisili, Cannes, in ogni regione dove governano più o meno gestiscono l'assessorato alla cultura o diciamo agli spettacoli, che dir si voglia, e dunque andrebbe veramente compreso cosa sta montando dietro questo mondo, dove la spesa discrezionale è molto più semplice per quelle che sono anche le norme che regolano il sistema. Per quanto riguarda la tutela, quella a cui accennava invece l'onorevole Mancuso, io penso che, l'onorevole lo sa meglio di me, noi negli anni abbiamo tagliato. L'Assemblea regionale siciliana negli anni, in particolare negli ultimi, ha tagliato naturalmente il FURS, cioè il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo. Probabilmente, piuttosto che prevedere emendamenti ad personam, potremmo implementare quel fondo. Fine, insomma, e questo è il grande tema, la famosa Sabella poco fa ha detto, dice quasi quasi rimpiango la tabella H, che era quella. Io vi faccio solo un esempio, io sono trapanese, no? E a Trapani c'è
probabilmente l'unico teatro, al netto ovviamente del Massimo, dello Stabile, c'è un unico teatro di tradizione nella nostra regione, che è l'Ente Luglio Musicale Trapanese, che riceve dalla regione pochi spiccioli, e i soldi che riceve dal FURS sono sottoposti a dei vincoli. Perché gli altri teatri, quelli che venivano finanziati o che vengono finanziati dal sistema delle prebende, non devono rispettare alcun vincolo, e invece l'Ente Luglio Musicale, che è un ente pubblico peraltro, o anche il Teatro Stabile, il Massimo, non devono rispettare dei criteri e quelli no? Questo è un tema che dovremmo affrontare, perché l'intermediazione della politica crea questo cortocircuito. Allora, ritorniamo invece chiarissimo. Allora, dobbiamo fare una puntata sui contributi con Fabio Mancuso, Safina e altri però esponenti della politica. Il tema c'è, guardo Antonio Condorelli che tra l'altro Auteri diceva che anche il Partito Democratico, dicono i giornalisti, l'abbiamo scritto, ma che anche il Partito Democratico partecipa alla spartizione dei fondi quando ci sono le finanziarie. Se mi permette, il Partito Democratico ha fatto, è inutile negarlo, ma bisogna raccontare sempre la verità, non le mezze verità. Il Partito Democratico, come tutte le opposizioni, ha raggiunto un accordo con il governo nella scorsa finanziaria per consentire anche l'approvazione immediata e l'evitare l'esercizio provvisorio, ma non ha finanziato associazioni private. Io per esempio ho sostenuto alcune iniziative culturali, in particolare il recupero di alcuni immobili storici del comune di Favignana, oppure il recupero della chiesa storica del comune di Paceco, ben diverso dal finanziare associazioni dove la mamma è la presidente, vorrei dire, e questo l'abbiamo fatto tutti così nel Partito Democratico, abbiamo agito. C'è un po' di differenza tra interesse generale e interesse particolare. Non vorrei diciamo che facessimo confusione. Beh, devo dire che non l'ho detto durante la presenza di Auteri perché mi era sfuggito, devo dire c'è anche un'altra notizia, che c'è un'indagine della Corte dei Conti anche su queste contribuzioni, quindi insomma, poi insomma, i meccanismi di controllo ci sono e funzionano e quindi si attivano quando ovviamente vengono fuori delle situazioni tipo queste. Allora ritornerei invece, Safina, mi viene da sorridere, io ho fatto 15 anni il parlamentare regionale, insomma chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Questo è un grande classico. Allora ritorniamo al tema. Allora Tuccio D'Urso, guardi, io le faccio vedere, in questi giorni ovviamente è tempo nuvoloso, pioggia, guardi ieri cosa è successo ad Acireale, lo facciamo vedere in questa clip, poi lo possiamo commentare insieme, perché Tuccio D'Urso ha un'idea ovviamente, però possiamo già mandare il contributo, sentiamo. Ci sente, stiamo vedendo in questo momento, credo di sì. Qua comincia ad esserci un fiume in piena, guardi l'acqua a che altezza arriva delle auto, eccolo qua, questo è un parcheggio auto ad Aci Sant'Antonio, quell'uomo sta cercando di liberare, di sostruire un tommino probabilmente otturato, guardate a che altezza arriva l'acqua alle gambe di questo signore, qua addirittura una cascata, modello cascate del Niagara, qui ci troviamo ad Acireale, e questo è un supermercato di nuovissima costruzione in via Cristoforo Colombo, sempre ad Acireale. Guardate la signora com'è costretta con le sue piante appena comprate a ritornare in Posso fare una premessa prima che interviene Tuccio, che peraltro ha competenza specifica? Qual è la novità? La Sicilia è una regione dove l'infrazione comunitaria ci costa al giorno non so quanti milioni di euro. La Sicilia ha 2 ordinanze che riguarda appunto l'infrazione comunitaria di depurazione e fognatura. Significa che ad oggi milioni di euro, e la provincia di Catania in particolare, ha a disposizione 1 miliardo per essere speso e per dare la possibilità di riprendere sotto il profilo strutturale e ambientale il disastro che è stato lasciato.
Quindi questa situazione è chiara. È chiara all'Europa, è chiara al governo nazionale, è chiara al governo regionale e per questo motivo è stato nominato un commissario con la fortuna oggi di averlo catanese, che deve assolutamente intervenire spendendo quelle che sono le risorse già incamerate. Quindi questa è la premessa, non c'è nessuna novità, nel senso che conosciamo tutti lo stato dei fatti. Magica, no? Spendere le risorse. Esattamente. Sono due cose comunque un po' separate. In questo momento noi abbiamo due commissari, uno è catanese ed è Fabio Fatuzzo, che si deve occupare però di fognature, di depurazione e anche di riuso delle acque depurate con l'ultimo emendamento che ha approvato il Parlamento. Un altro è il Presidente della Regione, che invece si deve occupare di dissesto idrogeologico. Entrambi hanno, come giustamente, 1 miliardo di euro a disposizione, no? Il fatto che non è che non si lavora, ma insomma io tutti questi cantieri, bene o male, non li ho visti in giro. Io tutta questa entusiasmo nel realizzare, conosco perfettamente le strutture, figuriamoci, non tutti i miei valorosissimi colleghi, con una copertura sia politica che... però dove sono gli appalti? Quello che vi spiego, numero uno, ma ancora di più. Negli anni passati, e io ne sono testimone in quanto protagonista, la città di Catania ha speso 250 milioni del 2000, no? Per la salvaguardia idraulica, idrogeologica dell'Interland della città di Catania. No? Oggi abbiamo, come probabilmente ci farei vedere fra qualche istante, non so se l'abbiamo fatto insieme, esatto. Lo facciamo vedere. Oggi abbiamo 60 chilometri, abbiamo 60 chilometri di fognatura esclusivamente di canali di gronda, che non è un canale, ma sono tubazioni sotterranee, come la migliore disciplina della scienza idraulica ci ha sempre insegnato. Bellissimo, però guardi che il fatto è che non funziona più nulla. Guardi, Tuccio, questo è un tombino sulla circonvallazione. Ecco. Questo è uno dei tanti, quanti ce ne sono? 24.000 a Catania, Graditore. Il famoso pozzo perdente, infatti lo dovremmo... Qua dove siamo, Tuccio? Siamo sempre alla fine di via Santa Sofia. Esatto, sulla circonvallazione all'angolo con via Santa Sofia, dove e questa è dove dovrebbe finire la fognatura che c'è lungo la via Santa Sofia. Un pozzo perdente, purtroppo se forse l'avessimo chiamato un pozzo vincente forse funzionerebbe, ma è perdente, che solo fango, per cui tutta l'acqua che scende da via Santa Sofia poi arriva in circonvallazione, dalla circonvallazione si riversa. Cioè se via funzionasse Galerno, questa cosa qua, che cosa succederebbe? Succederebbe che l'acqua finirebbe nel sottosuolo, almeno quella, finché qualcheduno non si convinca che deve essere unita a un collettore che è 500 metri più sotto ed è potentissimo, il collettore BB1. Ma siamo sempre sulla circonvallazione, esatto. Dove siamo qua? Qui siamo sempre sulla circonvallazione e questo è lo stato di una bocca di lupo che dovrebbe salvaguardare Piazza Mancini Battaglia. Ovviamente abbiamo verificato che è tutta piena. Ma queste sono cose così prese a caso, no? Sì, però tenendo conto che sotto la circonvallazione passa un collettore fognario gigantesco dove siamo entrati ieri, dove ci si entra a misura d'uomo, capace di tirare fuori decine e decine di metri cubi, forse qualche migliaio di metri cubi d'acqua al secondo, e che invece è incredibilmente vuoto e solo di acque bianche. Perché? Perché tutte le caditoie che abbiamo realizzato nel 2003 per rifare la circonvallazione eliminando i famosi sovrapassi sono tutte C'è Safina che ci guarda da Trapani, come è messa quella zona, Tuccio D'Urso? Ma Trapani è stata interessata negli anni passati da notevolissimi lavori di salvaguardia idraulica, dopo un famoso alluvione del secolo passato, degli ultimi anni del secolo passato, e c'è un canale di gronda. Devo dirti che Trapani l'ho sempre trattata sotto il profilo dell'acqua che manca, ma dell'acqua da bere che manca. E infatti lo stato del più grosso dissalatore mai costruito in Sicilia, che è nella zona che è proprio a Trapani, vedendo come è ridotto fino in questo momento, veramente grida vendetta, considerando che allora fu spesa una cifra colossale per realizzarlo. Safina, questo è un tema, insomma, della politica, no? Cioè, non si può fare finta. Il tema è sempre lo stesso, manca la manutenzione delle opere fatte. Sia quello, diciamo, sia l'uno sia l'altro, no? L'acqua che piove
e l'acqua da bere che manca. Fortunatamente, per rispondere all'ingegnere, fortunatamente la città di Trapani, anche grazie ai lavori che sono stati finanziati dalla Protezione Civile adesso e prima da un emendamento a mia firma, per tornare all'argomento di prima, la Trapani dai suoi pozzi emunge 300 litri d'acqua secondo e fortunatamente non soffre la crisi idrica. Ha una turnazione un giorno sì un giorno no per ogni zona. Sono 2 le zone, quindi rispetto a quello che purtroppo vivono i siciliani che sono in provincia di Enna, da Agrigento e Caltanissetta, stiamo ovviamente in una condizione di assoluta normalità. Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue e piovane, noi siamo l'onorevole Mancuso giustamente ricordava che la Sicilia è una regione in infrazione, circa 50 milioni di euro l'anno di infrazione, onorevole Mancuso. Il Comune di Trapani non è uno di quelli, la città di Trapani non è uno di quelli che contribuisce all'infrazione perché depura il 90% delle sue acque, però ha problemi ovviamente nella gestione delle piogge. Io sono un alluvionato, io il giorno dopo la mia elezione ho perso la macchina perché casa mia, la zona, io vivo in una zona centrale della città, si allaga costantemente. Il problema è che quel miliardo di euro cui si accennava è insufficiente, perché se a Valencia sono piovuti 500 mm d'acqua in 8 ore, in Sicilia ne piovono circa 600 mm l'anno, immaginate che vuol dire quasi 14 miliardi di metri cubi d'acqua. Per avere chiaro di cosa si parla, a Valencia vuol dire che è piovuto qualche miliardo di metri cubi d'acqua in pochissime ore. Non esiste, c'è qui l'ingegnere lo potrebbe spiegare meglio di me, non esiste, penso al mondo attualmente, o in Europa almeno, un sistema fognario in grado di non sono d'accordo, onorevole. Non sono d'accordo. A Valencia è successo, se mi consente il conduttore certo. la parola, è successo che, ed è questa è storia, che a un certo punto gli interventi per la salvaguardia di Valencia li fece Francisco Franco in quel periodo, no? Che è il dittatore che regolava. A un certo punto, ma questa è storia, l'ho letta sui giornali, tutti gli l'ho letta sul Corriere, eccetera. Sì, a un certo punto la parte rimanente delle somme che dovevano servire per fare le famose casse di compensazione, cioè dei laghi collinari dove conservare l'acqua per farla defluire a poco, sono ad esempio quelli che salvaguardano il Veneto in questo momento. Avete visto che la pioggia è piovuta in Lombardia, in Veneto eccetera, ma in Veneto non è successo niente, no? Perché il Veneto ha un sistema di regolazione delle piene dei suoi fiumi che ha funzionato alla perfezione. A Firenze non succederà più nulla perché l'Arno è stato aiutato oggi a fare dopo come il nostro Simeto negli anni 60. Allora vi blocco lì perché dobbiamo andare in pubblicità. Duccio D'Urso, ma il problema è che a Valencia queste non sono state costruite perché Franco doveva fare la guerra in Africa con i suoi. Allora dobbiamo andare in pubblicità. Scusate, a Catania c'è un pericolo che si chiama torrente Acquiccello. Safina, scusi, dobbiamo andare in pubblicità. Si è allagato nel 2024, quest'anno si è allagato il Veneto. Si è allagato, dice quest'anno anche il Veneto. Il Veneto si è allagato, però ma non è che chi si allaga prima, le conseguenze non sono state quelle dell'Emilia Romagna, dove le casse di espansione in Emilia Romagna sono occupate da fabbriche e da campi coltivati. Andiamo in pubblicità. Risaluto gli ospiti: Tuccio D'Urso, Fabio Mancuso, coordinatore del Movimento per l'Autonomia, il nostro Antonio Condorelli, collegato, e Dario Safina del Partito Democratico, deputato regionale. Prima di andare in pubblicità, Tuccio D'Urso, la domanda è sempre quella: Valencia, Sicilia. Potevo completare un attimo? Safina, dica. Va. Sì, no, volevo dire, rispondendo all'ingegnere, che i nostri sistemi di gestione delle acque bianche purtroppo non sono in condizione di governare e di gestire i cambiamenti climatici. 100 mm d'acqua in un'ora, non c'è un sistema fognario in Sicilia che riesce a smaltirlo. Non sono d'accordo. Lei non è ingegnere, Safina, non le può dire queste cose. Perché praticamente, ad esempio, mi riferisco a Giampilieri, tutte le opere costruite a Giampilieri e progettate dall'Università di Catania e realizzate tutte, onore al mio collega che ha avuto anche un riconoscimento da parte della Corte dei Conti, Sciacca,
che ha finito il piano che gli era stato imposto, sono state dimensionate per sopportare un'altra alluvione come quella che c'è stata. Stiamo parlando, quindi no, le chiedo scusa, quindi non è vero, questa è una favola metropolitana di chi, soprattutto politici, non fa nulla e poi dice è colpa degli eventi, ma favola metropolitana che si è ripetuta esattamente in Spagna, in cui anche il re ha detto non ci potevamo fare niente. Non è vero. A proposito di chi non fa niente, guarda, le faccio vedere. Non è vero. Dobbiamo faccio vedere anche ai nostri telespettatori. A Catania cosa succede? Perché c'è un pericolo che è sotto gli occhi di tutti, che si chiama, Tuccio D'Urso, come si chiama? Acquicella. Acquicella. Guardate qua che cosa succede. Il problema qual è? Hai visto Spagna? Ora ci giriamo dall'altro lato, ti faccio vedere come passa il tempo ragazzi. Il torrente l'hanno pulito? No, non è stato pulito. In pratica si pulisce da solo quando c'è il fiume in piena, che sale fino a sopra e quindi spazza via tutto, portandolo fino in fondo al mare, penso. Qua che fa? Esci da qua, non è che cazzo, no? Esci da qua. La prima regata con il ma la mano alla caduta. Posso dire? No. Ma sempre perché se su cose normali. Perché se non su cose normali. Uno scaffo che me lo compro uno scaffo, tranquillo. Certo, si riempie tutto il cavo, tutto. E questo è il torrente Acquicella. Avete visto, c'è un tappo arrivato a un certo punto. Questo torrente quando si riempie non bastano delle piogge torrenziali, servono anche piogge di minor entità. Si riempie, si solleva in quella parte molto bassa, tracima, e entra dentro quelle case che avete visto, che sono appartamenti di edilizia popolare che si trovano su via Acquicella Porto a Catania. Dentro queste persone vivono con l'acqua e con la paura di vedere esondato questo torrente, che, come ha detto la signora che vive, che avete visto all'inizio del servizio, vive praticamente sopra questo torrente, ha paura perché quando si ingrossa è talmente forte che si autopulisce, cioè si libera da solo. La situazione lì è peggiorata perché negli ultimi anni sono stati cementificati una quantità incalcolabile di ettari per fare parcheggi, per fare stabilimenti, per fare capannoni, quindi tutta l'acqua che arriva in quella zona confluisce su questi torrenti che sono rimasti sempre gli stessi, piccoli, ma è una situazione leggermente migliore di quella che veramente è catastrofica della parte sud di Catania, dove ci sono circa 5.000 ville, 5.000 unità immobiliari che sono costruite anche nell'area di esondazione del fiume Simeto. Certo. Quindi noi sappiamo che è normale a Catania vivere in un'area di esondazione del fiume principale, dove sono state costruite intere città, e queste città sono protette dalla politica da sempre, perché è lì che comunque si possono decidere delle sorti elettorali, e soprattutto c'è un tentativo alla regione siciliana di sanare gli immobili che si trovano nei pressi del mare. A questo si aggiunge un altro problema, e voglio essere breve, ma si aggiunge un altro problema che però è cruciale. Abbiamo tutta l'area che si affaccia sulla riviera dei Ciclopi, sulla quale da circa 30 anni c'è in corso un appalto per spostare i reflui fognari che scendono dalla parte a monte. Quella è un'area anche franosa. Questi reflui fognari si devono spostare e dovrebbero arrivare alla zona industriale di Catania, percorrendo forse circa 30 km con 14 stazioni di sollevamento. Finora sono arrivati a Ognina.
Ancora non sono arrivata oggi, ma c'è un problema. Incompleti. No, c'è un problema che riguarda tutti gli appalti. Per spostare un cavo, un sottoservizio dell'Enel ci vogliono 6 mesi, un anno. Questi appalti non sono in grado di procedere. Per spostare una linea telefonica ci vogliono 6 mesi, un anno. Perché non sono più il direttore dell'energia. E che dice Duccio? No, il tema che è semplice da sovrapporre è fognature nere e fognature bianche, no? E quindi i interlocutori che hai in questo momento esercitano questo tipo di intreccio delle problematiche, ma sostanzialmente sono due problematiche diverse. Qui parliamo, almeno per quello che a me concerne, dell'acqua che piove dal cielo, e piove in quantità enorme, e la terra, ancorché modificata da costruzioni eccetera eccetera, non riesce a smaltirla, cioè o ad assorbirla o a metterla nei laghi oppure a farla defluire a mare. Questo è il tema. D'Urso, il tema è la salvaguardia idraulica della popolazione. Ma si può intervenire, per esempio, su questo torrente acquisire? Chi deve intervenire e come? Il Comune di Catania, perché il Comune di Catania, io ho le immagini, non so se tu le hai potute riprodurre. Le ho viste attraverso i social. Esatto, come ho lasciato nel 2004 il torrente Acquicella, esattamente come nel 1955-56 era stato regimato. Avete visto che ci sono i muri, ai tempi furono fatti in pietralava eccetera eccetera, avete visto che la sezione, cioè la larghezza del fiume accanto al cimitero, è molto più piccola rispetto a quella con cui poi finisce a mare alla playa, cioè c'è un progetto che calcola quanta acqua deve contenere e man mano che la va assorbendo allarga il fiume in modo tale che la possa anche assorbire. Quei poveretti sono disperati, cioè gli entra ogni pioggia. Ma è una situazione incredibile. Là c'è la ferrovia, là in quel tratto il fiume l'abbiamo potuto le tombe vedere. Possono anche rischiare. Anche a margine del cimitero può anche rischiare, perché poi lì fa una curva strana eccetera. Ma lì il problema di quei 110 appartamenti, di quel complesso di case popolari, che è ridotto, a prescindere, è ridotto in una maniera incredibile. Ma cosa deve fare? Pulirlo, ma fare la manutenzione, perché lo stesso ragionamento di pulire. Ma non è che ci vogliano tutte queste somme, e poi rispetto alle quantità di denaro ingentissime che in questo momento ci sono in cassa, queste somme sono quisquilie, pinzellacchere, come avrebbe detto Quindi il cosa maestro. dovrebbe fare? Cioè l'amministrazione comunale dovrebbe chiedere alla regione in questo momento. In ogni caso li dovrebbe trovare nelle pieghe del proprio bilancio per fare le manutenzioni ordinarie. Poi quando noi pensiamo che l'amministrazione comunale di Catania spende 60 milioni solo per portare i rifiuti raccolti a Catania, questo è un altro tema, non ci infiliamo. No, ma sono sempre risorse ordinarie, no? Qui abbiamo un sindaco che può testimoniare, sono sempre gli stessi soldi, il bilancio unico e non è che eccetera. Ingegnere, si interviene solo in emergenza, il problema è che si interviene dopo che c'è il disastro, perché quei fondi dell'emergenza si liberano subito, non ci sono appalti. Allora, pubblicità e poi chiudiamo con un racconto di quelle che sono state le tragedie, insomma, fino al giorno d'oggi, dopo la pubblicità e per salutarci. È sempre così entusiasmante questo tema, nel senso delle soluzioni prospettive e delle soluzioni anche prospettate, però insomma il tempo a nostra disposizione è finito, quindi io intanto ringrazio ancora una volta Dario Safina per essere stato con noi, grazie onorevole Safina, insomma ha visto la trasmissione, insomma il tempo è purtroppo a sua disposizione, glielo ridico, era previsto un po' di più, però insomma è successo, diciamo, siamo andati un po' sull'attualità, ecco, all'inizio della trasmissione, quindi grazie, la invitiamo la prossima volta. Grazie, saluto anche il nostro Antonio Condorelli, Fabio Mancuso, grazie, sindaco di Adrano e coordinatore del Movimento per l'Autonomia, e ringrazio anche Tuccio D'Urso, insomma, esperto in materia, insomma, di rischio idrogeologico. Ci salutiamo però, lo dico a tutti, con queste immagini, insomma, che ripercorrono un po' alcune delle tragedie a memoria, diciamo, che hanno segnato la Sicilia. Non ci sono mai stati, dico, non solo in Sicilia ma neanche in Italia, il numero di morti tale che si è registrato a Valencia. Là insomma c'è stata una situazione molto particolare, abbiamo capito anche per una questione di orari, pure c'era molta gente che si spostava eccetera, però anche la Sicilia conta le sue vittime e le sue tragedie. Prima del servizio noi vi salutiamo, appuntamento ovviamente sabato prossimo, vi lascio il servizio curato da Simona Mazzone e Ottavio Longo. Buon proseguimento a tutti. Queste sono le strade.
è diciamo un girone infernale dantesco. Lui è Bruno Pomara, è di Palermo e da 15 anni insegna storia moderna all'Università di Valencia. Abita Madre mia! La Sicilia come Valencia non è impossibile. A Catania lo scorso 19 ottobre, le immagini di una via etnea come un fiume in piena e di una donna che salva un rider travolto dalla furia dell'acqua fanno il giro del web. Sempre a Catania e nel siracusano tra il 24 e il 29 ottobre 2021, una serie di piogge torrenziali, 300 mm di acqua in 3 giorni, provocano infiniti danni e 3 morti. Il 4 novembre 2018 nel Palermitano la furia dell'acqua provoca 13 vittime, delle quali 9 a Casteldaccia, dove una casa in campagna è travolta dal fango che sorprende 2 nuclei familiari sterminati dalla piena del fiume e seppelliti dai detriti. E l'alluvione di Messina dell'ottobre 2009 è una calamità naturale rimasta nella storia. Un violento nubifragio provoca lo straripamento dei corsi d'acqua e diverse frane. I centri più colpiti sono il comune di Scaletta Zanclea e altre località, tra cui Giampilieri, tutte nel messinese. Qui si verifica un disastro già preannunciato in una zona a elevato rischio idrogeologico. 37 i morti, numerosi feriti e danni inquantificabili. In precedenza molti abitanti avevano denunciato il pericolo di nuovi crolli e smottamenti, ma quel grido di paura rimane inascoltato. Nel settembre del 98 l'esondazione di alcuni fiumi nel messinese provoca 4 morti. Nel catanese il 13 marzo del 95 il maltempo devasta Acireale, Giarre, Riposto e Mascali. 11 morti e 7 dispersi. Mareggiate, bufere di vento, strade interrotte, affonda la nave greca Pelunter a 140 miglia dalle coste catanesi. Ottobre del 1951, a Catania un edificio all'angolo tra via Libertà, oggi viale Vittorio Veneto, e via Giacomo Leopardi crolla. Tra le città più colpite, Catania, dove ancora continuano i crolli. Tremendo come un terremoto. In provincia muoiono 19 persone, altre 2 annegano nelle acque del porto di Catania. Tantissimi gli sfollati, inizialmente accolti a Palazzo degli Elefanti, poi trasferiti nel villaggio Santa Maria Goretti in circa 25 appartamenti, da destinare a chi una casa non ce l'ha più. Con gli anni il villaggio si popola, ma la collocazione in un'area agricola in depressione causa tutt'oggi gravi allagamenti. La responsabilità di tutto ciò è da attribuire ai cambiamenti climatici, a una gestione del territorio non sempre adeguata. La Sicilia è pronta ad affrontare l'emergenza.